Buongiorno, ciao, qua è Mattina, siamo al Quality Inn and Suites Hotel. Siamo nel centro dell'innovazione del pianeta, in uno degli hotel meno innovativi del pianeta. Abbiamo trovato un posto, io ne ho visti tanti, ma un posto così rarissimo. All'ingresso della stanza c'è il lavandino, fuori dal bagno, e dentro il bagno c'è solo la doccia che sostanzialmente ha una vasca che ha 5 cm da terra, quindi un misto tra un bidet, un pavimento, un asciugamano appoggiato a terra, ben non si capisce. Comunque, detto questo, sono stati 2 giorni fantastici e il racconto lo faremo in realtà separato perché abbiamo incontrato in questi 2 giorni tre realtà incredibili legate al mondo dei giovani. Dopodiché abbiamo incontrato anche 4 grossissime corporations, ma ne parleremo al prossimo video. Allora, innanzitutto un'esperienza fantastica. Siamo stati in Plug and Play Tech, che è probabilmente uno degli incubatori più antichi, più vecchi, anche se qua parlare di antichità chiaramente bisogna ritarare la dimensione temporale. Dicevo più vecchi della Silicon Valley. Ci sono incubate oltre 300 start-up, ci sono oltre 180 persone coinvolte fra investors, sia angel che VC, e poi una rete incredibile di relazioni che vengono messe a disposizione di questi ragazzi. È un luogo che vede la collaborazione anche di grandi corporation da tutto il mondo che vengono qui per approvvigionarsi di nuove idee, quindi grossissimi gruppi industriali. Abbiamo visto aziende giapponesi, americane, tedesche, purtroppo solo una italiana che era la Ferrero, ma adesso ci siamo anche noi, che vengono a approvvigionarsi per capire i millennials, le menti giovani di questo pianeta, che cosa stanno inventando. È un coworking veramente interessante e pensate che da questa struttura negli ultimi anni, giusto per farvi 4 nomi importanti, sono uscite Logitech, è uscita Google, è uscita PayPal. Erano in 2 all'inizio, PayPal erano solo in 2 ed erano lì dentro, ed è uscita Landing, che è proprio stata l'ultima grande IPO una delle più grosse della valle. Dopodiché siamo stati l'altro ieri sera a Silicon House. Che cos'è Silicon House? È un tentativo, tra l'altro, di un mio amico che mi ha contattato su Facebook, ha visto che ero in valle, mi ha detto vienimi assolutamente a trovare. Siamo andati, ci ha invitato a cena ed eravamo a casa sua. Silicon House. Robson, che è appunto questo ragazzo, ha ripensato tutto il concetto di incubatore e l'ha ridotto a una dimensione domestica, fantastico, per cui ha affittato un'altra casa per viverci lui e casa sua l'ha riadattata per ospitare 5 startups fatte ciascuna di 2 co-founders, di solito sono 2, uno che idea l'idea e l'altro che si occupa, e quindi sostanzialmente avendo una base tecnologica e neanche programmatore, ideatore, e l'altro che si occupa della parte commerciale e di acquisizione delle relazioni, di creazione del networking. Quindi 5 startups, 2 persone ciascuna, totale 10 persone che vivono insieme in questo luogo, e quindi una sorta di convivenza fra 5 realtà fortemente orientate ciascuna al proprio obiettivo, e dove si condivide tutto. Ma noi di tutto questo non sapevamo nulla, siamo stati ospitati, siamo andati a casa, pensavamo di essere ad un party, una ventina di persone. A un certo punto è suonata la campanella perché Robson ha picchiato la forchetta sul bicchiere, siamo andati tutti in salotto lasciando per un istante l'aperitivo, e improvvisamente, e ripeto improvvisamente perché noi non sapevamo nulla di tutto questo, uno per uno si sono alzate 3 persone, hanno fatto quello che qua si chiama pitch, quindi il loro discorso per raccontare la loro iniziativa, e abbiamo scoperto che quelle persone con le quali parlavamo nella stanza erano nella stanza facendo la serata, facendo la cena in piedi, erano in realtà appunto degli start-uppers, alcuni venture, quindi fondi di investimento molto importanti della valle, altri erano degli angel, quindi degli investitori privati, poi c'erano dei professori PhD di Stanford, c'erano dei tutor, dei mentor, e gente che ha già fatto startup con exit importante, quindi quelle 20 persone improvvisamente e apparentemente normali, e abbiamo scoperto essere persone di grandissimo carisma, estremamente note, ed è stato fantastico, tra una tartina e un piatto di pasta, osservare come
e nulla, anche così si possa fare impresa. Quindi molto bello questo confronto tra la dimensione della valle, quindi della Silicon Valley, diciamo più istituzionale, più ordinario, e questa nuova modalità più domestica. E infine ieri sera siamo stati a cena con 7 ragazzi, giovani ragazzi italiani, tutti più giovani tutti tra i 25 e i 30 anni, che sono qui per un percorso formativo di 6 mesi, sponsorizzato da un'iniziativa italiana. Ed è stato fantastico, sono proprio ragazzi che hanno ancora il sogno negli occhi, proprio cervelli, spero non in fuga, loro hanno promesso che torneranno. C'è una ragazza che sta facendo una piattaforma per far incontrare chi cerca personal trainers, magari durante i propri viaggi nella città in cui risiede per quell'istante. Un'altra ragazza che sta inventando un'applicazione per le persone che hanno difficoltà a spostarsi, quindi difficoltà fisiche. C'era una biologa con un progetto bellissimo che sta facendo col suo ragazzo che studia a Bristol in Inghilterra, un ragazzo pugliese che sta reinventandosi una plastica naturale, c'era un ragazzo impegnato nel settore medico, una ragazza che la biologa sta inventando una formula che poi verrà contenuta in un vetrino, che consentirà a tutte le persone che sono intolleranti al glutine, proprio in occasione del proprio pasto, di testare immediatamente in tempo reale al ristorante se i cibi contengono appunto glutine piuttosto che no. Quindi sono stati 2 giorni immersi nel futuro dei giovani. Dopodiché, tra qualche istante, col prossimo video vi racconteremo tutto quello che invece abbiamo visto in 4 grosse corporations, perché siamo stati in Salesforce, siamo stati in PayPal e stiamo per andare questa mattina in Google e in Facebook. Per cui abbiamo sondato tutto ciò che di nuovo nel mondo, non tutto, qualcosa di ciò che di nuovo nel mondo sta accadendo prodotto da giovani menti e di quello che invece le grosse corporazioni stanno pensando per il futuro del nostro pianeta. Siate innovatori, siate felici, ciao! Cool!